Buongiorno, sono Fernanda. Oggi è una giornata e speriamo bella, comunque stamattina si sta bene, quindi possiamo iniziare la nostra lezione in maniera abbastanza energica. Oggi utilizzeremo la funicella, che è un piccolo attrezzo molto versatile, quindi si presta a fare esercizi simpatici, divertenti e non noiosi. Quindi però adesso andiamo. La funicella la mettiamo qui e iniziamo a marciare, o dietro la sedia o davanti, però abbastanza distanti. Marcia. Bene la musichina così e vai, che sorrisi che abbiamo stamattina. Dai, marcia, vai. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora, un po' di energia sulle braccia perché mi pare che siano un po' stanche, vero? 8, 7, 6, 5, su bene le spalle, 4, 3, 2, 1, respiro, inspiro, divarico un po' le gambe, giù, vai, inspiro, giù, ultima volta, inspiro, giù, le gambe rimangono divaricate e andiamo a piegare le ginocchia e dondolare le braccia in avanti, quindi le dondoliamo ogni volta cambio di braccio, vai, 8, 7, sulla testina, non guardate giù, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ferme le gambe, si continua con le braccia, vai, morbide, 8, state lì, non è questo, le dovete proprio mollare, tenerle molle, il più molle possibile e così sì, si lavora meglio, vai, 8, 7, 6, 5, ops, 4, no, non lo fate voi, 3, 2, 1 e inspiro e giù, respirate bene visto che oggi non c'è afa, per cui vai, inspiro e giù. Adesso, sempre le gambe un po' divaricate, andiamo a fare una circonduzione di un braccio e dell'altro. Attenzione, non è questo, ma è questo. Guardami me. Qui non devo spingere troppo se non ce la faccio, però bene alto, vicino all'orecchio e dietro quanto riuscite. Quindi destra e sinistra, vai, lento, 8, respiro 7, ogni volta, 6, 5, 4, 3, senza torsione del busto, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sulla testina, giù le spalle, 2, 1 e stop. Un braccio, il destro, e sdondola solo il destro, l'altro lo tenete lì, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, braccio, vai, 8, 7, sempre morbido, 6, 5, 4, 3, 2, stop, spalle, inspiro, espiro, vai, lento, attenzione, non mi inarcate la schiena, non mi fate questo, stringere glutei e vai, 8, 7, lento,
6, continuate, 5, 4, 3, 2, 1, mantenete sempre la stazione retta, ok, va bene, non così, ma lì. Il baricentro deve essere centro, non in avanti, non spostato, niente. Vai solo destra, via. 8, tutto il giro. 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, sinistro, via. 8, tutto il giro. 7, 6, 5, fermo il gomito, non alzatelo il gomito, 4, 3, 2 e 1 e adesso tutte e due le spalle dalla parte inversa, quindi da fuori a dentro, 8, 7, tutta la circonduzione, 6, abbiamo anche il cantante, 5, 4, 3, 2, 1, mantenete i glutei stretti, solo destra, 7, 6, 5, dai, 4, un sorriso per la stampa, 3, 2, la serietà, 1, l'altra, 8, 7, 6, dai, 5, 4, 3, più morbide le braccia, 2 e 1 e sciogliamo, sciogli. Adesso sempre braccia, solo braccia su in alto e spingo. Attenzione che non è questo, è fermo il busto, sono solo le braccia che vanno in alto, morbide e giù, sempre morbide, via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli bene le braccia, le gambe, le spalle, yes. Testina, sciogliamo bene un attimino, sciogli e andiamo con la testa, inclino avanti, schiaccio poco dietro, non qua, allungate, via. 8, 7, rilassa le spalle, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno al centro e vai inclino, 1, 2, non dondolo, 3, 4, 5, la testa non è girata, è sempre lì, 6, 7, 8, torno al centro e ruoto destra e sinistra, via. 8, 7, 6, fermo il busto, 5, 4, 3, 2, rimango su un lato e faccio il mezzo giro bene lento, 8, mollate le spalle, 7, fermele anche, non state così, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e stop, torno al centro, sciogliamo bene, sempre parte alta o così o come vi sentite meglio, così come volete. Dobbiamo fare questo, spingere in avanti senza inarcare la schiena, si moschini che rompono, solo il busto, come se qualcuno vi desse un pugno qua sopra le scapole e quindi il busto si va avanti e poi pugno sullo sterno e quindi facciamo la gobba, ok? Solamente questo che si chiama movimento di isolazione, cioè isoliamo solo il busto, vai, chi se la sente gambe tese, se no le piegate un pochino. Se sentite che lavorando vi si inarcate la schiena, allora le piegate poco, in modo che così la schiena stia bene ferma, ok? Andiamo in avanti e indietro.
mi aiuto un pochino anche con le spalle e i gomiti. Vai, 1, 2, fatelo piano, ferme lì, non è questo, è questo, la testa sta ferma dritta ed è pugno in avanti e lì dietro, via, 1, senza scatti, 2, 3, bravi, 4, 5, 6, 7 e ancora un 8, molto bene, non è facile questo movimento, 2, 3, espiro, 4, madonna, 5, moschini, 6, 7 e 8, sciogli un attimo, sciogliamo bene e andiamo a farlo adesso, attenzione, destra anche qua, è come se qualcuno mi segasse da mezzo busto, quindi spingo e spingo senza fare questo, non è una flessione, un piegamento, una flessione, ma è un allungo. Proviamo, piegate un po' le gambe però perché viene meglio, mani qua, vado destra come se qualcuno mi tirasse la spalla e sinistra, via, bravi, 1, 2, yes, 3, bravi, 4, 5, 6, 7, fatelo ancora questo, 8, piegate un po' le gambe che vi viene meglio, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 e stop, sciogli, abbiamo i moschini che rompono, sciogli, va a finire che me ne ingoio qualcuno io, sciogli bene. Ok, sempre parte alta, dopo ci appoggiamo per fare le braccia, le gambe, scusate. Allora, no, le braccia le mettiamo lì, le mani, scusate, le mettiamo lì. Adesso braccia sono fuori, aperte, ok? Sì, non state però così, sempre ton. Da questa posizione, spalle dietro, spalle avanti. Spalle dietro, spalle avanti, ok? Occhio, però la testa non è lì, è lì. Prova, spingo le spalle e le porto dietro, in avanti, dietro, bravi, ancora, via. 1, yes, 2, 3, 4, ferma la schiena, 5, 6, 7, 8, fermi lì, siete stanchi? No, assolutamente. Adesso faccio la caramella, una girata di là, l'altra di là e torno, spingo questa in avanti e quell'altra indietro, vai, 1, 2, 3, 4, 5, scarto la caramella, 6, dai, 7, 8, non mi dite niente, nessuno è stanco, io continuo, 7, 6, dai, 5, 4, 3, 2 e 1, che dite, basta? Oh. Sciogli, molla. Adesso con l'ausilio della sedia, la sedia la mettiamo qua e ci mettiamo in parte, io sono sinistra, la gamba destra è fuori, quindi ci appoggiamo, voilà, no così però, voilà, no, è un appoggio. Da questa posizione la mano è appoggiata al fianco e incominciamo a marciare. Questa volta, siccome abbiamo l'ausilio della sedia che ci fa da appoggio, andiamo un pochino più su con sì, occhio, non è veloce e adesso vi conto. Bene su, fronte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sciogli, mica è finito.
la gamba che ho fuori, quindi la destra, va su e torna. Gli do però un po' energico, il busto è bello alto e vado fino su in alto e torno senza pestare, quindi è sempre controllato e sempre parallelo. 2 volte 8 destra e poi facciamo tutto il resto a sinistra di là. Vai, 1, 2, sto su col busto, 3, 4, 5, piede flesso, 6, 7, ancora, 1, dai, 2, da sarete mica stanchi, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 e adesso stoppiamo, tanto che stoppiamo ci mettiamo da quest'altra parte, sciogli e andiamo a fare il primo esercizio, mano sempre appoggiata, una al fianco, l'altra sulla sedia, pronti? Vado destra e sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, 8, 7, 6, 5, 4, dai, 3, 2, 1, stop, sciogli, 2, 3, 2 volte 8, sempre braccio, gamba sinistra, via, 1, su, 2, 3, 4, 5, 6, dai, 7, dai, 8, 7, 6, adesso vi voglio col sorriso quando state 4, certo, 3, 2, 1, basta. Stiamo ancora in piedi? Ma non vedete niente? Stiamo ancora in piedi? Sciogliamo, facciamo un piccolo girino della sedia per scioglierci, buongiorno, come state? Va tutto bene? Sciogli. Lasciamo perdere. È migliorata? Beh, certo che è migliorata, però se è lunga è lunga, ragazzi. Ci sediamo. Acqua, perché anche se non è caldo, imparate, con l'attività motoria si deve bere. Guarda, nessuno che ce l'ha. Non mi ascolta nessuno. Appunto, manco mal. Li ha contati anche. Li ha anche contati. Burri. Altro che i bambini. Mamma mia. Allora no, la facciamo in 4 insomma, la pieghiamo 2 volte. Sì, ma mica però così stacchiamoci, ciò. Quindi questa è 1, 2 e poi 3, 4. No, questo. Anzi, facciamo didattica. Spingo e attenzione che non è qua, da qua, lì, gomiti alti, spalle basse. Certo, questo non è pesante, dai, non pesa niente sta funicella. Allora, lì allungo e torno con le braccia e i gomiti belli alti, quindi sono sempre in lavorazione. Work in progress, via. 1, 2, 3 e qua 4, 5, 6, 7, ancora un 8. 1 sui gomiti, 3, 4, sentite dolore da qualche parte? 6, 7, facciamo anche il terzo, non mi dite niente? 2, 3, 4, ferma la schiena, 6, 7, 8, mollo, andate giù, mollate. O giù così se non vi dà fastidio, oppure appoggiate le mani alle ginocchia, rimango su, sciogliamo bene.
Quando siete sciolti, lentamente venite su e si rifà di nuovo, questa volta invece con un po' più di energia, ok? No, da Drio fra un po', perché credete voi. Allora, partiamo sempre da braccia dritte e spingo bene. Questa volta devo spingere da qua, però non devo fare questo, quindi tenere sempre la schiena bella ferma, però vado tanto indietro con i gomiti, no qua, nodo scorsoio, no, spingo e vado. Pronti? Partiamo da là, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, gomiti sempre alti indietro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chi vuole il quarto può andare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lasciate la funicella un attimo qua e sciogliete le spalle, sciogli. Andiamo a alternare la cosa, sciogliamo. Se vi va bene andare anche giù, va benissimo, rilasso, fatelo, fate quello che vi sentite di rilassare, che sentite che vi tira e lo fate, rilassate anche così, oppure posso stare un attimo così come volete, oppure un attimo così, va bene, concesso anche questo per un po' di secondi e dopo basta. Me par che basta. Adesso la facciamo in 2 e la mettiamo sotto al piedino, la gamba si tende. Da questa posizione, facciamo che voi state fermi lì, vi faccio vedere, giù, prova, quindi faccio io e poi fate voi, sempre gamba destra. Da questa posizione devo appoggiarmi bene, la schiena, da qua le braccia sono un po' aperte, tiro su e porto giù, tiro su, però non è questo, questo è un altro. Noi siamo per adesso, lo facciamo con le braccia un po' aperte e quando tiro sulla gamba i gomiti restano sempre belli alti, non così, ok? Facciamo un po' di volte, vediamo quanto resistete. Cambio, rilasso e facciamo poi con la sinistra. Questo lo ripetiamo 2 volte. Pronti? Mi appoggio bene, sto bene seduta sulla mia seggiolina, non sto storta perché sono magari di qua e qui, no, dritta. Vai, inspiro ed espiro. Fermi là. Siete tutti così. No, le spalle stanno giù e questo. Magari tirate su meno la gamba, ma le spalle devono stare giù. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo. 1, 2, vai. 3, bravi. 4, 5, 6, 7, attenzione. Resto su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8. Lento. Perché ridi sotto i baffi? Sciogliamo bene. Ridete sotto i baffi. Pronti, la sinistra. Mi appoggio bene. Attenzione, sentitevi la schiena bella rilassata, quindi non inarcata, giù spalle. Vado, sempre inspiro ed espiro, via. 1, 2, lento, 3, 4, 5, 6, giù spalle, 7, secondo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e mezzo, 6 tre quarti, 7, cosa c'è dopo il 7?
l'8 e sciogli. Mollate anche le braccia, molliamo, sciogli bene, sciogli, mollate. Ecco perché fa le bizze, ma solo questo, spero. Adesso sciogliamo bene, lo facciamo sempre, lo teniamo sempre in 2, cioè piegato. Ci appoggiamo bene, schiena deve essere non inarcata ma spingetela dietro, dovrebbe essere dritta. Allungo, adesso non è più qua, secondo le vostre potenzialità dovete fare questo, da qua spingere dietro. Attenzione però, non devo andare, mi fa male dappertutto, mi si strappa anche qualcosa, quindi non questo. Quando io sono lì al mio massimo, quindi devo solo sentire un po' tirare, no che mi faccia male, da qui faccio delle piccole spinte dietro, attenzione, senza usare la schiena, quindi non mi fate questo, quindi da qua spingo dietro, non esagerate, sentitevi voi, se sentite che lavorate bene senza avere fastidio troppo, allora si va. Mi appoggio per bene prima di fare questa cosa, quindi piedi appoggiati a terra bene, paralleli, appoggio la schiena, rilasso le spalle, spingo dietro per quanto mi è possibile a me, teneteli con tutte e due le mani chiuse, quindi non là, inspiro ed espiro, via, 1, 2, non questo, ferma la testa, ferma la schiena, sono solo le spalle che vanno dietro, 3, 4, 5, ferma la schiena, 6, 7, 8, secondi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1, and 0, giù. Quindi qua veramente mollatevi giù, rilassate schiena, spalle, testa, sciogli bene, che me lo ripetete questo qua, vai, sciogli. Lentamente vengo su, pronti da nuovo, fatelo lentamente, vado indietro finché sento, attenzione, cercate di non, se andate bene indietro cercate di non tirarle su queste spalle, tenetele giù, se andate indietro, più indietro e tirate su, no, va bene lì, ok? Pronti? Via, 1, 2, ferma la schiena, 3, 4, 5, ferma la schiena, 6, 7, secondo, 8, 7, se le braccia le tenete più stese meglio, 6, 5, 4, 3, 2, 8 al mio massimo, conto veloci, 8 tempi, giù la schiena, giù le spalle, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lentamente vado giù, sciogliete bene le spalle, molla le spalle e vengo su. Adesso lasciamo la funicella per un attimo, piano venite su e lavoriamo per le anche a questa, ma certo anche a questa. Allora ci mettiamo sempre come prima, fianco sinistro appoggiato, la mano sinistra appoggiata allo schienale, da questa posizione e là la mano resta, attenzione che non è, e magari spingo tantissimo, oh no, guarda, non è questo, io mi appoggio, non così però, è per non crollare, per non cadere, quindi non fate forza, tenetevi in modo da non cadere. Da questa posizione avanti dove riesco, ok? È come se avessi un ostacolo
grandissimo, largo, e quindi io devo fare questo. Lavora solo l'anca, non mi fate questo, ok? Quindi è questa parte che lavora e ruota, ok? Ne facciamo 8 e 8 dalla parte dietro, partendo da dietro. Anche qua mi raccomando, non questo, ma piccolo, e poi magari qua se riuscite ad alzare di più, ok? Quindi 8 avanti, 8 andandrio, pronti mezza, via, 1, 2, 3, fatelo lento, 4, 5, 6, 7, 8, adesso torno indietro, via, 1, 2, 3, alzo, 4, poco dietro, 5, 6, 7, 8 e sciogli questa gamba, sciogliamola facendo un dondolio rilassato, sciogli, tenete sempre il braccio, la mano scusate, dondolate la gamba sinistra, sciogli e vado dall'altra parte a fare 2 avanti, 1 indietro, 1 avanti, pronti, mezza, parto da davanti, mano al fianco, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dietro, 1, 2, 3, e sempre piegata, 4, flessa, 5, 6, ok, 8 e sciogli, mollare, molto bene. Adesso ci siamo, mani, sempre gamba destra che va su e torna, e davanti e dietro, attenzione che non è vicina, è sempre parallela, quindi va avanti, si alza il tallone, ma il tallone lo dovete alzare bene, attenzione, non mi fate questo, quindi lì e flesso e su e dietro, anche qua fatelo abbastanza fluido, non vi dovete mai fermare e tenetevi, allora se vi tenete il movimento viene bello e anche musicale. Pronti? Via, 1, 2, 3, fieri, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 1, tallone su bello alto, 2, 3, 4, 5, tenetevi, 6, 7 e 8 e sciogli bene, cambio, 2 volte 8, sinistro, vai, 1, 2, sempre dritto, 3, guardo avanti, 4, attenzione non andate dietro con i glutei, non fate questo, è sempre là, 7, 8, stendo bene, via, 1, su, yes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, sciogli e non ci sediamo, riprendiamo la funicella e ce la mettiamo, no seduti, no, in no bar. Hanno fatto finta di niente, ho detto magari non si accorge, io vi vedo. Allora la mettiamo in 2, ok? Là, piego poco, non in avanti, là, come se fossi seduta, ok? Lì, piccolo sgabellino. Da questa posizione vado a fare delle
torsioni, però no questo, ma lento, cercando di non andare troppo dentro con il ginocchio, non rovesciare il ginocchio all'interno. Insieme aggiungo anche la testa, quindi sono più lente. Attenzione, non dondolatele, le tenete lì, giù le spalle. Queste fanno da stabilizzano un attimino. Vado destra e sinistra, 1, 2, 3, 4, ferme le ginocchia, 5, 6 il più possibile, 7, dove sono mi fermo, quindi sono in torsione, apro, chiudo, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo, giù le spalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno, torsione altra parte, vado, apro e chiudo, 1, 2, anche la testa, 4, 5, piegatele, 7, ancora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mezzo, 7, 3 quarti, 8, sciogli. Oggi siete troppo serie. No, va mia bene. C'è i moschini che rompono. Anche a me, beh, che schifo. Adesso sciogliamo. Siamo sciolti? Bene, siamo sciolti. Sì. Oggi si sta bene. Facciamo finta che sia la bacchetta, non è la bacchetta, ma noi la tendiamo bene. Spalle giù, no qua, là. Anche qua, come riuscite, spinte, occhio. Se vi va bene, sto con le gambe tese. Se sentite che mi si inarca un po' con la schiena facendo questa cosa, le piego un po', ok? E allora la schiena sta più dritta. Sentitevi voi, se sentite che la schiena si muove troppo, io mi piego un pochino. Là, attenzione però, non ma stringo sederino. Su alto, fino dove riuscite, da questa posizione come se qualcuno in mezzo vi tirasse su la funicella. Non casco in avanti, devo rimanere sempre lì. Proviamo 2 volte 8. Su, vai. Poco. 1, 2, 3, 4. Bravi. 6, 7, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ferma la schiena. Occhio, fermi lì al massimo vostro, senza esagerare. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mollo e giù, rilasso, mollate. Si sente, Si sente il lavoro delle spalle e delle braccia. Sciogli, sciogli, sciogli bene. Lentamente vengo su, lento. Quando venite su sempre mi appoggio oppure no, ma devo stare sempre a fare la gobba prima di venire su. E mi sento, ma che bello! Bella idea! Sciogliamo! Ora, sempre in 2 la funicella, e la metto là, mi appoggio qua, guardate, da qua cerco di allungare, anzi no, facciamo così che è più bello, destra e destra, l'altra tenetela dove vi va, vi sentite meglio, rimango lì e conto 8 secondi, attenzione, facendo questo, quindi flettendo e stendendo il piede, ok? Occhio perché non è lì, là. Devo essere comunque bella dritta, fiera. Da qua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sciolgo di nuovo. Questa era a prova, quindi la dobbiamo fare un po'. Questo è come se fosse niente. Adesso si lavora.
Qua ve lo tenete come vi viene meglio, un po' più stretto, un po' più largo. L'importante è avere respiro. Tengo lì o qua, là, stendo e fletto. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, giù la spalla, 6, 7, ancora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8. 7, 6, 5, 4, si sente? 2, 1, stop, lento, non andate giù, bam, sciogli, molla, molla e scambio, ma no, è vero, in sinistra, appoggio bene, se la mano la tenete sulla qua, perché magari siete impegnati ad ascoltare questa è giusta e questa è così, invece no, giù spallina, intanto giù questa, sono tutte e due giù, sì, boh, allora vado, pronti, su, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh! Come state? Stavo meglio prima. Sciogliamo, mollate, adesso mollatevi, mollate, sciogliete. No, meno male. Dai, alle 8:30 è meglio, dai. Sì, si lavora meglio, più fresco. Sciogli. Insomma, bevo solo che io, Ok. Lasciatelo un attimo qua, respiriamo un pochino. Appoggio. Qua adesso rilassate la zona schienale, la zona della schiena, però no così. La tenete un po' rilassata, ok? Quindi un po' insaccata così. E poi inspiro ed espiro. Faccio delle leggere respirazioni. Espiro giù. Senza esagerare troppo. Inspiro. Espiro. Non tiratemi sulle spalle. Inspiro. E giù. Adesso facciamo la stessa cosa, però ci stacchiamo e quindi viene un po' più ampio questo lavoro, ok? Pronti? Appoggio, staccatevi dallo schienale. Non state così con le ginocchia. Prima di iniziare guardatevi, non siete così, no? Siete così. Appoggio le mani sopra alle cosce, vicino alle ginocchia. E vado se volete chiudere gli occhi, chiuderli va bene lo stesso. Inspiro ed espiro. È come se mi sgonfiassi, non casca la testa però, si rilassa appunto. Vado, inspiro ed espiro. Di nuovo inspiro. E giù. L'ultima volta, inspiro ed espiro giù. Fermi là. Prendo la mia funicella. Da questa posizione vado a inspirare. Rimango giù, su ed espiro e vado ad allungare verso destra, quindi non sono a specchio, e verso sinistra. Fatelo lento, inspiro da una parte ed espiro dall'altra.
lento, ascoltate la musica e lo facciamo un po' di volte. Io conto, lenti 8, vai, 8, sentite allungare il fianco, 7, 6, 5, giù le spalle, 4, 3, 2, torno al centro, 1 e giù, sempre tesa la funicella, stendetela sempre. Di nuovo, inspiro e giù, sempre la funicella tesa, non la mollate. Di nuovo, inspiro, fermi lì, espiro, vado, parto di sinistra, vai, 1, 2, staccatevi dallo schienale se riuscite, 3, giù le spalle, 4, 5, fluido il movimento, non è di scatto, vai, 3, 2, 1, torno al centro, guardo la mia funicella, quindi non è lì, vado, fermi lì, no, inspiro, espiro, ultima volta, inspiro e adesso lentamente porto giù e vado a sciogliere, sciogli. Se avete piacere andate anche giù o così e sciogliete, mollatevi bene. Lentissimamente srotolo la schiena, magari mi appoggio con le mani alle ginocchia, la srotolo molto piano, lentamente, se no vi gira. Adesso apriamo la funicella, tenetela come vi sentite meglio, mi appoggio, quando l'avete sistemata vi la chiudete e rimanete lì, dovete sentire proprio la gamba pesante, tesa, gamba pesante ma tesa, il piede è bello flesso senza esagerare, lo tenete solo flesso lì. Giù le spalle, cerchiamo di appoggiare bene il tutto, ok? Quindi non è per questa gamba, là, ok? È parallela perché quando io mi chiudo vedo che è uguale, quindi solamente tirata in su, flessa. Rimango là, cerco di allungare, quindi appoggiate bene la schiena a terra, sullo schienale e allungate bene la gamba dietro. Conto 8 secondi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attenzione, da qua, questa gamba qua non fa niente. Lentamente, questa la tengo lì, l'altra la sposto. Yes. Rimango. Questa la apro pochino. Stop, non esagerare ragazzi, siamo in spaccata, uguale, no? Là. E anche qua un 8, tenete 8, 7, giù le spalle, appoggio bene, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno con questa, torno lentamente, sciolgo e cambio, gamba, piede, mi preparo bene, appoggio l'altra gambina, rimango là, quindi anche le braccia devono essere lunghe, non tenetele così, molle, morbide. Conto 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, giù le spalle, 3, 2, 1. Adesso lentamente apro, divarico un po', un 8, 7, 6, 5, 4, bravi, 3, non questo chiuso però cerco di aprirlo, 2, 1, ma molto bene, riporto, il riporto lentamente giù, mollo, basta, lei ha lavorato tantissimo oggi, voi no. Oh, povera funicella, lento, sciogli, ben detto, sciogli, mollate, molla, molla, divarico, aspetta, vado, inspiro e giù, inspiro grande, ascoltate la musica che vi viene meglio e raccolgo l'aria, inspiro, espiro, vado, inspiro, espiro, di nuovo insieme, adesso intreccio, da qua, vado, butto fuori l'aria e inspiro, butto, inspiro, inspiro, lentamente, e vai, inspiro, e molto bene, pochi ma bravi e buoni. E ci vediamo prossimo martedì.